Ciao a tutti cari amici di Matto Scacco, di nuovo qui sul canale più seguito d'Italia per commentare qualche partita. Visto che l'ultimo video, uno degli ultimi video che ho pubblicato qui sul canale ha avuto parecchio successo e tanta curiosità, siamo qui per riproporre esattamente lo stesso format. Quindi mi trovo nella piattaforma scacchistica di Lichess analizzando una partita di giocatori comuni, quindi giocatori che come voi e come me, come tutti, giocano tante partite su internet. In questo caso analizziamo cosa sta succedendo tra giocatori che hanno con il bianco 1900 punti, con il nero 1800 punti, e cerchiamo di capire un po' come stanno conducendo la partita. Cavallo F3, quindi fino a qui nulla da ridire, chiaramente siamo nella parte iniziale. Su cavallo C6 ci sono diverse interpretazioni da parte del bianco e del nero, e quando il bianco gioca alfiere C4 chiaramente siamo in una delle posizioni più giocate in assoluto. Cavallo F6 da parte del nero e cavallo G5, mossa molto tagliente per il bianco, quindi quando siete il nero fate attenzione a giocare troppo presto cavallo F6 qualora non conosciate con attenzione come difendervi da questo attacco. La coordinazione su F7 è immediata e quindi siamo nel pieno dell'apertura fegatello. Come chiudere la diagonale di questo alfiere? Questo è un alfiere fastidiosissimo che chiaramente in coordinazione con il cavallo vuole dare noia sul punto F7. Pedone D5 chiude quella diagonale, la cattura chiaramente è corretta. Su questo scacco la migliore difesa è pedone C6. Ricordate dunque che alfiere D7 il bianco è contento, il bianco qui ha già un pedone in più, quindi se cambia tutto poi alla fine avrà un gioco più comodo, soprattutto perché il cavallo in A5 si trova al bordo della scacchiera, quindi è un pezzo soggetto a delle possibili iniziative. Pedone C6, catturo, fino a qui tutto corretto, alfiere A4, e adesso è da vedere qual è l'idea del nero. Vi dico che ultimamente, magari osservando delle partite di maestri, la mossa più frequente e più giocata è alfiere D3. Per quale motivo? Il bianco vuole evitare che il nero riesca a prendere spazio con questo pedone 4. Quindi su alfiere A4, H6, il cavallo va dietro, o meglio torna indietro, e quindi E4 è l'idea corretta che mette in pratica il nero. Infatti alfiere D3, come dicevo prima, vuole evitare proprio la spinta del pedone in E4. Cavallo 5 sulla scacchiera. Questo è un cavallo che, come osserviamo, non ha tante case dove andare. Tutte queste che sto colorando sono chiaramente quelle rosse dove non posso andare perché controllate dal nero. Quelle verdi sono possibilità, o meglio questa qui diventa anche rossa perché c'è un cavallo, eccolo qui, che controlla. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Dunque, questo cavallo si trova, mi piace sempre dire questo aneddoto, una macchia bianca in uno schieramento nero, perché questo è un cavallo soggetto a essere intrappolato e quindi di conseguenza essere perso. Donna D6 da parte del nero, mi piace un po' di più la donna in D5, che avrebbe esattamente la stessa idea, però immagino che il bianco non l'abbia giocata per evitare in futuro cavallo C3. Il cavallo è attaccato, la scelta del bianco è stata la difesa con pedone D4, va benissimo, presa al passo non sono sicurissimo che sia una buona scelta. Allora, a me piacerebbe, se fossi il nero, cercare di sfruttare questo cavallo provando ad attaccare la base, e non ci riesco semplicemente perché il pedone è inchiodato e quindi dovrei cercare di accelerare lo sviluppo. Dall'altra parte devo fare da nero attenzione a non perdere il pezzo in A5. Questo cavallo è lì al bordo della scacchiera, limitato, povero lui, non ha tante case dove giocare. Però istintivamente direi che donna D5, non conosco la teoria fino a questo punto, però donna D5 mantiene le stesse idee, e aggiungo che su D4 probabilmente la cattura come in partita, zam, questo pedone G2, diciamo il bianco lo perde, il nero prende iniziativa. Dettaglio, donna D5 sicuramente è la mossa migliore. Donna D6, D4, catturo, non mi piace come dicevo prima per via di questo cavallo che torna indietro, non rischia più di essere perso, e su queste mosse direi che l'apertura del bianco è andata a buon fine. Tendenzialmente per chi subisce cavallo G5 in apertura,
l'idea è cercare di avere un gioco dinamico, un gioco tattico, cosa che qui non siamo riusciti a ottenere. Alfiere F4 mi sembra molto forte, genuina, spontanea, attacco la donna che si sposta, e a questo punto cavallo 5, e qui si va verso delle semplificazioni. Semplificazioni che creano problemi. Il punto C6 era già debole prima e quindi il bianco l'attacca, il nero lo difende, l'apertura sicuramente è andata male. C3 non mi piace, vediamo se c'è di meglio. C3 potrebbe avere l'idea furba di giocare B4 e intrappolare il cavallo, però proprio per questa idea che il cavallo non ha tante case probabilmente si potrebbe immediatamente punirlo con alfiere D2. I pezzi non difesi sono pezzi che danno a noi delle idee. La partita è continuata in questo modo, B4 è stata realizzata, cavallo per C6, e il bianco ha il totale controllo della posizione, forse un po' di fretta, magari questo pedone. Questo è sempre un pedone, ok? Il mio collega Andrea dice sempre un pedone, però qui di pedoni ne abbiamo già un paio, quindi effettivamente non abbiamo la necessità di prendere altri pedoni. Non dico che sia sbagliata, però immagino che la priorità possa essere data al completamento dello sviluppo. Cavallo per A7, e cavallo per A7 effettivamente permette torre A8 che comunque sia inchioda, e adesso il nero che dovrebbe fare? Dare noi a questo alfiere. L'alfiere ha il ruolo spiacevole di difendere il cavallo, quindi dovrei cercare di attaccarlo in tutti i modi. Mi viene in mente cavallo G4, probabilmente il modo più rapido per attaccarlo, oppure una mossa particolare tipo alfiere C7, torno indietro, ti attacca il cavallo, dietro il cavallo si trova l'alfiere bianco. La partita è andata così, l'alfiere passa, il cavallo torna indietro, va bene, probabilmente il nero ha perso quel momento importante. Ok, adesso osserviamo questa posizione. Ovviamente il bianco ha un gioco molto facile, ha 3 pedoni in più. Il bianco si sbaglia, ne perde uno e avrà un vantaggio. Si sbaglia di nuovo, avrà sempre il suo pedone libero e chiaramente ha il sostegno di tanti pezzi. La partita è continuata in questo modo, stanno ancora giocando, però il momento importante potrebbe essere questo, perché come vedete il bianco otterrà vantaggio perché sfrutta l'inchiodatura che si è creata, però i pezzi del bianco così come quelli del nero non sono coordinati tra loro. Infatti, tornando indietro, personalmente non avrei mai mangiato questo pedone in A7, l'avrei lasciato lì tranquillamente, magari saltellando col cavallo. Se qualcuno lo deve catturare lo avrei catturato con l'altro. Il giocatore che in vantaggio cerca spesso delle semplificazioni, non era da escludere una mossa come torre per D8, e qualcuno dirà come torre per D8 perché poi alla fine lui ti prende di cavallo e perdi. No, se prende di cavallo poteva seguire il doppio, quindi torre per D8 avrebbe semplificato un po'. Non significa che quello che ha fatto il bianco sia sbagliato, però abbiamo dato magari delle possibilità. La partita è continuata in questo modo, vediamo se c'è modo di salvare questo alfiere. Sì, alfiere C8 non è stata vista e quindi si è preferito sacrificare la qualità. Adesso è tutto realmente facile, e mica tanto perché qua è successo qualcosa. Allora vi dico, qui sì, è tutto realmente facile, ma è successo qualcosa perché il parziale dice abbiamo una qualità di vantaggio, però abbiamo perso qualcosa. Ricordate che spesso per evitare di calcolare troppo, prendete di mira i pezzi non difesi. L'alfiere non è difeso, il cavallo non è difeso, il cavallo è già attaccato, quindi se io attacco l'alfiere mi resta il doppio attacco. Come è andata in partita? C'è quel momento, direi spontaneo, io catturo te, tu catturi me, catturiamo entrambi, siamo tutti contenti, però non è detto che sia stato qualcosa di preciso. Il nero ha recuperato, ha sempre una posizione persa, perché questi due pedoni sono liberi, uniti, sono tanti, e quindi in questa posizione, giocando le mosse migliori, chiaramente si perde. E B5 non è affatto una mossa migliore, perché adesso il parziale dice occhio, abbiamo soltanto un pedone di differenza, e questo finale di torri, chi lo sa se poi è vinto. Non so se avete dato uno sguardo al manuale scritto di Andrea, ma io ho dei dubbi che qui la vittoria per il bianco sia facile. Chiaramente è molto più facile se manteniamo il pezzo di vantaggio. Quale dovrebbe essere il modo per pareggiare? Tutti i pezzi in finale hanno un ruolo difensivo,
o comunque sia devono cercare un ruolo attivo, e questo re ha il compito di bloccare il pedone, e la torre deve girovagare intorno, diciamo, nella scacchiera per cercare di catturare pedoni. La torre davanti al pedone è una mossa brutta, sia in attacco che in difesa. Le torri vanno sempre bene dietro i pedoni, quindi vediamo se poi alla fine si riuscirà a vincere. Ok, allora il modo migliore, ricordate questa informazione, tendenzialmente la torre va il più lontano possibile dall'avversario e inizia a dargli noia, probabilmente dal fianco. Quindi in questa posizione la strategia del nero è sbagliata, perché il nero dovrebbe portare il re per bloccare il pedone e attivare la torre. Invece sta facendo il contrario, sta cercando di creare un re guerriero. Immagino che la sua idea sia questa, però dall'altro lato perderà. Ok, qui arriva una semplificazione. Nei finali di torre le semplificazioni non è detto che aiutino chi attacchi. Comunque sia, questa è una posizione che vedo e che considero facilmente vinta, semplicemente perché il re adesso è molto lontano dal pedone, il re bianco attaccante è molto vicino, e quindi non resta altro che avvicinare il re al pedone, spingere, e così fino alla fine. Quindi magari lo cattura. Quale potrebbe essere un possibile controgioco? Ok, qui torno indietro, blocco un attimo. Il possibile controgioco è che il nero magari cattura il pedone, poi sacrifica la torre sul pedone che probabilmente avrà promosso, e accompagnare il proprio pedone superstite a promozione. Mossa istintiva, mossa che perde, perché se cambia questi pedoni, possibilità di pareggio adesso sono molto di meno. La partita continuata in questo modo. Ricordate, in tutti i finali è molto importante tagliare il re avversario dal gioco, quindi torre di 5 è sicuramente migliore. Quando lui si avvicina, la torre la sposto il più lontano possibile. Difatti questi due pezzi avanzano da soli, non hanno bisogno del sostegno della torre. Infatti il problema avviene se questo re si avvicina. Il re del difensore adesso si trova in una posizione interessante, e qui vi dico che se giocasse re c6 ho tutti i dubbi che si riesca ancora a vincere, perché il re limita il re avversario. Guardate che curioso, perché tempo fa, mosse fa, questo re era proprio dall'altra parte della scacchiera e silenziosamente è riuscito ad avvicinare verso la promozione. Come proseguire? Adesso la torre dovrebbe andare qui, e su questi scacchi laterali mi metto davanti. Quando lui si sposta vado verso l'angolo. A quel punto il pareggio sarà inevitabile, quindi tentativo di vittoria, forse torre b7 cercando di cambiare le torri, ma sono i soliti tentativi che, se funzionano, perché chi difende si difende male. La torre dovrebbe andare dietro, sempre più lontano possibile. Torre qui ho qualche dubbio, sicuramente va bene in questo caso perché vorrebbe dire non permettere al re di spostarsi, però torre dietro il più lontano possibile spesso è la scelta migliore. Vediamo un po' come continuerà. Adesso sono abbastanza sicuro, per come stanno giocando, che la partita terminerà in pareggio. Vediamo un po' se... Guardate che differenza tra giocare un finale mossa per mossa, differenza giocando un finale dove conosciamo le posizioni che vanno bene. Il tentativo del bianco immagino che sia mettere la torre qui per poi spostare il re, però come vedete il re del difensore è nella posizione ideale perché fa barriera, muro, evita che il re bianco possa andare in gioco. Ok, torno molto indietro, vi mostro un po' come si poteva vincere, poi ritorneremo alla partita in diretta. Allora, mosse che sicuramente non sono utili. E questa, ok, dal punto di vista pratico è utile, probabilmente non serve. Direi subito spingere il pedone. Comunque, se questa mossa rallenta l'attività del re avversario, vi dico che è una buona mossa. Giocatore, tra virgolette, meno esperto, cosa fa? Cerca subito di avere fretta di vincere, vuole vincere, semplificare, magari ha quell'idea che vuole inseguire, quindi vuole cambiare questi tre pedoni con questi tre, certo che poi questo possa vincere. La mossa G3 è una mossa istintiva. In tutti i finali il segreto è non avere fretta, quindi io semplicemente porto il mio re in avanti, spingo il pedone, accompagno il pedone con il re e questa torre sarà sempre più nella posizione passiva.
Quando sarà il momento opportuno, allora sì, spingo G3 ed effettuerò quelle semplificazioni che abbiamo visto. Quindi in questa posizione il bianco ha senz'altro avuto fretta. E qui, chi è che ha fretta? Il nero che gioca la mossa istintiva. Posso mangiare un pezzo? Quest'ansia di catturare il pezzo lo faccio, ma non porta a molto. Adesso, come dicevo, la mossa corretta, più facile, è sicuramente questa. Vediamo come sono andati in partita. Ok, c'è stato qualcosa, una difesa probabilmente sbagliata, perché qui che è successo? Come ha fatto questo re a uscire? Questo re a uscire perché la mossa è istintiva. Io posso dare scacco, gli do subito scacco. Guardate che curioso. Mai avere fretta, soprattutto nei finali, perché in questa posizione il re è nella posizione ideale, perché taglia il suo pari dal gioco. Questa torre ha un ruolo fondamentale perché evita che questo re possa entrare in gioco. E adesso la mossa istintiva è stata quella che perde. Scacco. C'è necessità di dare scacco? No, perché le condizioni sono esattamente quelle di prima. Qui bisogna semplicemente oscillare con il re. Vado in avanti, vado indietro e così a seguire. Quando do scacco il re si sposta e adesso re B8, che sembra quella spontanea, e perde per lo scacco, che obbligherebbe la torre ad andare indietro, e dopo il cambio la promozione sarà inevitabile. La partita è andata così e quando il re bianco esce dal quadrato purtroppo non c'è niente da fare. Ok, spero che questo video un po' lunghetto vi sia piaciuto, a me tantissimo. Appuntamento alla prossima, ciao a tutti!